mio amore. Sonno. Sonno. Passo Staulanza, oggi è il 24 agosto 2025, ore 8:30 alla partenza, 8 gradi centigradi. Dove andiamo oggi? Andiamo al Rifugio Venezia, così tanti anni che non andiamo a vederlo. Quindi fiosse, fiossi, siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Allora, il quinto paio mucche. Allora, andiamo su, sentiero 472, super di qua. Chissà che non troviamo tanto paccioro, va. Allora, ciao, tutti i cartelli informativi nuovi de pacca, perché qua si parla anche di dinosauri, perché se non lo sapete, sotto le pendici del Pelmo sono state trovate anche le impronte dei dinosauri. Qua al primo incrocio, a sinistra si va verso Città di Fiume, a destra continuiamo col 472 che alla fine è il sentiero che fa l'anello del Pelmo, dove fanno anche la Transpelmo. Mi no però, andiamo su da qua. Allora, siamo partiti da 3 minuti, fassoetto, avevi da portare delle case scoasse, non lasciarle nel bosco, onti! Il primo pezzo del sentiero è tutto in mezzo al bosco e ovviamente siamo sull'alta via numero 1. Fra un po' si dovrebbe aprire una gran bella vista sulla valle e sul Pelmo. Era là, era che qua di ammanite, sarà 2 etti di ammanite l'una. Così diamo un'occhiata se magari c'è qualche porcinello anche qua. Ponticello, bello, bello, ponticello. Sì, perché ieri siamo andati a funghi, ma non so che posso farvi vedere ogni volta che vado a funghi. Ne ho trovati un pochini, sì. Sì. Queste qua sono le mucche di Malga Staulanza. Sì. Era qua. Attenzioni, animali al pascolo, mantenere le distanze di sicurezza, soprattutto con i cani. I cani, in queste zone qua, tenere le guinzaglio. Dopo non stai a lamentarvi se viene fuori i lupi, vi mangi i cani. Una bella corda lunga 2 metri, 3, attaccata alla sua vita e via. Pa, 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 pa. Comunque sarà perché appunto è il 24 di agosto, probabilmente la maggior parte della gente ha finito le ferie, domenica, bla bla bla. Siamo solo noi. Rifugio di solito gettonato, per il momento siamo solo noi, c'è un silenzio, una pace, in lontananza i campanacci delle mucche, che poi andremo probabilmente fino a Malga Fontana Fredda perché dobbiamo trovare la nostra amica Nerina. Presto, ci sono le 9, siamo Che già a metà strada. ha fatto 2 cuccioli la Nerina, uno l'anno scorso e uno quest'anno, quindi andiamo a vedere come sta. Dopo ve la facciamo conoscere. Tanto andiamo avanti, vedere il rifugio, mangiare un tocchetto di dolce. Guarda lo scoiattolo.
Bello. Devo farsi la cua nuova adesso, aspetta, no, arrivo là. Ecco che qua si apre un po' il bosco, ci sono un po' di mughi, vorrei farvi vedere un sacco di panorama tipo sul Civetta, sulla Moiazza, dopo questa che Tamer, San Sebastiano, Spitz de Zue, il Col dell'Agnellessa, pim pim pam, ma in realtà si vede solo Col di Baldi, dove che c'è MacBeppy, quindi e secondo me anche il Pelmo ha già messo il cappello, e quando il Pelmo mette il cappello o le brutto o butto in bello, non mi ricordo, una roba del genere, quindi cambia niente, che siano il cappello, va bene. Era la faccia della Consuelo quando ha scoperto che arrivati qua a Pala delle Dee, da dove si può salire, staccarsi un attimo dal sentiero per andare a vedere le orme dei dinosauri, che io le ho già viste, la Consuelo no, ma in realtà è un sassone con una striscia di buchi paralleli fra di loro, che probabilmente sì, sono orme di dinosauri. Magari vi metto una foto qua per farvi vedere, darvi un'idea, e forse torniamo a dire, ma questa qua è la faccia che ha fatto quando ha letto il cartello che da qua, dopo 45 minuti per arrivare fino a qua, che vuole un'altra ora e 50 per arrivare fino a Venezia. Ma siccome Io pensavo sono 1 e un quarto appena le 9 e 3 quarti e non c'è nessuno che ci corre dietro, continuiamo qua in mezzo al Paltano, anche se volendo sotto là c'è un bel ponticello, che c'è il sentiero quello più ufficiale, ma ormai noi siamo venuti su di qua e quindi andiamo su di qua. Via! Era qua, non basta i fasuetti, anche a Scottex. Vai, vai! Era qua, compilation dei fasuetti, andiamo ben così. Tra un fazzoletto e l'altro siamo arrivati al Col delle Crepe, Cavaliere, e si vede qualcosa del Pelmo. In partenza non c'era neanche una nuvola, guarda là, tocchi dei massi che si stacca. Come avevo già detto su un video, chissà dove, non so, forse eravamo in Cadore. Se vuoi venire a vedere le montagne, vieni adesso presto perché si sgretolano, friano. Qua, piccola zona stagnante, ponticelli a go go. Qua è tipo torbiere sotto qua. Si ferma l'acqua e non va più via. Il mio amore che va. Guarda che tunnel di mughi. Adesso c'è un po' di... Ah sì, buttali in mezzo ai mughi che nessuno lo vede. Merda! Abbiamo tolto il carto, si biodegrada. Sì, fra quanto? Ma... Era qua. Un bel russiello. Bello quel ponticello. Ma, sarà mica... Un altro fazzoletto, basta. Non me l'hai detto ieri. Consuelo un po' innervosita perché alla località Le Mandre manca ancora 1 ora e 20 al Venezia. Che mi te godito 11 e 1 quarto, ho sbagliato un quarto d'ora, dai. 1 ora e 20 Ah sì, che poi andiamo a mangiarci un tocchetto di dolce, madonna. Guarda che il Civetta si scopre un po', e lì in centro, su quella forcella lì sotto più o meno, c'è il rifugio Coldai. Siamo andati nell'ultimo video, se non avete visto vi inserco qua sopra da qualche parte. Chissà che prima o dopo riuscirò a farvi vedere anche il Pelmo, ma che adesso pensandoci forse già era. Quando il Pelmo ha il cappello, prima di uscire prendi l'ombrello, forse già era. Una roba del genere.
Una volta arrivati a questa panchina vi troverete al cospetto del Pelmo, quando che non in nuvole. Questa qua è la località Ailac, probabilmente qua una volta c'era un laghetto, non lo so. Sicuramente anni fa che siamo passati, che c'era anche Pimpinea, era tutto pieno di mucche, era bellissimo, tutte le mucche qua. Da qua c'è il sentiero che taglia dentro, passando per Passo Tamai, si può andare fino a Coi e dopo, volendo, si può andare fino a Monte Punta. Noi invece proseguiamo sempre dritti in direzione Monte Penna, che è quello lì davanti, che più di una penna mi pare una piramide, ma va bene stesso. Ma un'ora, tempistiche messe un po' alla cazzo di cane, perché l'applicazione mi dà 40 minuti, quindi boh, vedremo. Che ore sono 10:45, vediamo a che ora arriveremo a Venezia. Guarda, ogni volta che arrivo qua mi sembra di vedere il collo di un brontosauro. Eh sì, è il collo di un brontosauro. Ovviamente dove vedete la roccia più chiara vuol dire che lì si è staccato un pezzo di roccia, non dico recentemente, ma neanche così tanto tempo indietro, perché la roccia è ancora bella rosa al confronto di tutto il resto, che col tempo, le piogge, smog, quello che va Dio, si sono scurite e diventate più grigie. Comunque adesso da qua è tutta discesa fino al rifugio. Sopra qua la maestosità del Pelmo, sotto di qua c'è la vallata del Rutorto, c'è anche la Malga Rutorto che non l'ho ancora mai fatta vedere perché tanto non è niente di che, ma poco più avanti, sempre in questa vallata qua, c'è la casera da Redoff. Anche qua ho fatto video, se volete andare a vedere andate a vederlo e ascoltate bene cosa dico in quel video, che dopo se rivela e troverete che c'è problemi mi avevo detto sul video, quindi è che manca poco. Questa qua mi sa che diventerà un farfallone gigantesco. Un farfallone come la mia amore. Si è trovato un cane. No. Sarà che ci sono ancora le mucche. Ne ho viste zero per adesso, quindi non so. Pelmo, Tetta, no, Monte Punta, Monte Penna, e quelli là dietro dovrebbe essere il gruppo adesso ve lo dico, aspetta un attimo. Là praticamente c'è Spitz di mezzo, Cima Pramper, questa qua è Cima di Caiada o roba di... Vi lascio una foto che faccio prima, dai, che così faccio manco fuori da cioccolatini. Adesso una foto qua. Fatta l'ultima rampetta qua sui trosui delle vacche. Adesso deve arrivare anche la Consuelo. Nel frattempo vi dico che là ci sono i cavalli e poi magari dopo andiamo a vedere da vicino. Là sopra è stato teatro di uno sketch molto divertente con Pimpinea, che si è messo a giocare a frisbee con le boasse di mucca secca. Spero di recuperare il video, ve lo cazzo qua. C'è un'altra bella cimetta da fare volendo, e qua c'è il rifugio Venezia. Arrivati qua 11:30, quindi una via di mezzo fra l'applicazione e il cartello, 45 minuti. Adesso boh, prima mangiamo un paninetto E dopo un piatto di... e dopo c'è un piatto di pasta in rifugio. Va bene. Scusate, altra cosa dimenticavo. Volendo, per fare una salita più comoda, forse leggermente meno panoramica, ma volendo si vuole su anche in e-bike o mountain bike muscolare,
c'è la comoda forestale che parte da Zoppè di Cadore e viene su. Bene, adesso devo trovare un busetto per mangiare. Guarda che belli i cavallini. Che belli che siete. Ah, cari. Ciao piccoli. Non vi faccio niente, passo solo e non vi faccio niente. Ciao. Ma ciao. E qua ci sono. E sopra là cos'è che sei? Mucche? Là sopra c'è una bella mandria di mucche. Ma sono là, sono ancora cavalli sono. Sono tutti cavalli. Ciao. Bello, guarda che posto. Ciao. Vieni. Dai, vai occhetto. Vieni qua ti piace? Ah sì, dietro l'orecchio mi piace, sì. Ah. Questo sembro io che mangio così. Ciao. Bellissimi. Guarda qua. La mia cavallina. E gli altri cavalli sono venuti a vedere anche tutti gli altri perché non si può fare differenze. Guarda qua. Che belli. Guarda questo qua è furia. Belli, guarda che frise che hai, ciao. Mamma mia. Bellissimi. E poi sono docilissimi, si fanno accarezzare. Dai, vieni qua. Ciao. Ma ciao. Che bella che sei. Andiamo a fargli una carezza anche a lei. Ti fai accarezzare? Tu sei un po' più diffidente, mi pare. Sei anche grossa. E tu? E tu? E tu chi sei? Ciao. Ehi, piano, piano, accerchiato. Adesso metto sul telefono che faccio carezze a tutti. Ciao Giallo. Abbiamo perso una quarantina di minuti più o meno, anche un'ora forse, Sì. a fare i coccole su coccole a tutte le cavalle. Adesso andiamo verso il rifugio perché il panetto magari se lo mangiamo domani mattina. Che freddo. Adesso abbiamo buttato su un po' di fresco, vediamo se riusciamo a mangiare qualcosa di caldo. Andiamo al rifugio Hai cash tu? Venezia. Sì, ok. Eccoci arrivati al rifugio Venezia. Qua leggetevela, si legge bene. Adesso andiamo a vedere cosa possiamo mangiare. Ecco, di sicuro non faremo come quelli che ci mangiamo il panino davanti al rifugio, ma insomma, andiamo a vedere. Niente da fare, dentro il rifugio Non ci apriva neanche la porta. overbooking, non si vedeva neanche la porta, quindi paninetto, Alfredo. che ha dei croccantini qua, E poi speriamo che nel frattempo vada via fare gente e andiamo a ciavarsi magari qualcosa di caldo, un dolce con caffè, boh, vedremo. Cin cin. Giusto per la cronaca, di lì parte il sentiero per fare il giro del Pelmo, su per il Ghiaione e poi si va di là, si fa il giro. Questa giornata, no, dobbiamo far presto, dobbiamo andare da Nerina dopo. Da Nerina, andiamo a vedere se beviamo un caffè, ma Consuelo no davanti. Giusto il tempo di 2 caffettini e una calamita perché la situazione qua è un po' over control. Autocontrol. 7.000 milioni di persone. Vabbè.
Mannaggia anche all'overtourism, milioni di persone sulle Dolomiti. Vabbè, fatto in tempo a bere un caffettino e adesso c'è il bivacco invernale. Ah sì, adesso vi faccio vedere il bivacco invernale del Rifugio Venezia che non l'avevo mai visto e dopo vediamo che torniamo a casa. Allora, cartello bivacco invernale. Andiamo a vedere dentro com'è il bivacco invernale. Cos'è, lucidatrice? No, questo è trova. Beh, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posti letto. Qua così un mezzo armadietto che non vede niente. Qua dentro coperte termiche, però comunque così tutto quanto qua, coperte Nishioi. Beh, qua Mario Oribelli, non so chi sia stato, comunque va bene. Adesso torniamo indietro per la stessa identica strada dell'andata, quindi come al solito se non trovo unicorni, robe strane, mi sa che ci vediamo verso la macchina. Dobbiamo andare dalla Nerina, dai che tacca a piovere. Se no dopo dice che al ritorno non faccio mai video, non si vede mai niente, ma tanto le stesse robe che ho mostrato all'andata. Il pelmo è ancora sto gran bel cappeo e il civetta idem. Qua c'è il sole, di là faceva freddo. Però qua, da sta parte di qua, verso il lato Zoldana, diciamo, è bello caldo. L'altra parte del Venezia, che butta sul Cadore, era freschetto. Sì. Adesso io non volevo tornare un'altra volta sull'argomento, ma questo qua merita. Guarda qua. Un cacatoio sotto il pin. Tra l'altro Scottex, quindi probabilmente che mette ancora di più a degradarsi. Comunque, prima di tornare alla macchina, volevo un attimo tornare su questo discorso dei fazzoletti, no? Considerando il fatto che probabilmente la stragrande maggioranza dei fazzoletti sono lasciati giù dalle donne, come già detto, alle 52 gallerie, che sono quelle che si devono asciugare la papussa, fondamentalmente fate schifo. È brutto da vedere, ne ho contati almeno un centinaio, 120, una roba del genere, chissà quanti ne ho persi. Fa schifo, guarda, qua un altro, guarda. Un altro fazzoletto. Fate schifo. Ve li portate a casa. Pisciate e ve li portate a casa. La montagna non è il vostro cesso personale. Capito? Capito? Fate schifo. Aspetta che c'è un po' di spiraglio di sole, vi mostro il pelmo l'ultima volta, che adesso torniamo dentro in bosco e basta. Andiamo a impazzolarsi sul fango e ci vediamo alla macchina, mi sa. Se ancora un'oretta. Guarda là, è scatolotto arancione. Vuol dire che siamo ritornati al punto di partenza. Passo Staulanza. E quindi finché arriva la Consuelo cerchiamo di circa concludere il video. Anche oggi siamo fatti le nostre 7 ore in mezzo alla natura, tralasciando vabbè i 4 disgraziati che essa sempre squassi in giro. E il sentiero per andare su al Rifugio Venezia è sempre carino, bello, panoramico, soprattutto quando c'è bel tempo, oggi non tanto. Semplice, senza difficoltà eccessive e basta. E porteve da mangiare sempre Drio, perché come avete visto il rifugio ultimamente c'è sempre impaccata gente, quindi non stai fare affidamento di arrivare e trovare da mangiare, perché non si dito. Adesso tanto vi lascio il video di live solito. Chi che ha voglia ne viene Drio e andiamo a vedere se troviamo Nerina. Ciao se, ciao sì. Ciao. Ah, guarda che magliettina, da scimmia al montanaro, bene. Ciao, 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 ciao.
Ecco a voi la Nerina, che ci ha messo un po' di tempo a riconoscermi. Ma adesso, dai, vieni qua, guarda Carota, dai, su. Dai Nerina, dai, vieni qua. Nerina, e secondo me quelli là sotto sono due cuccioli suoi. E poi ci sono un sacco di altri asinelli che qua non c'erano. Qua siamo comunque a Malga Fontana Fredda. Qua hanno il formaggio buono. 2 per 18 il chilo quello stagionato, 14 il chilo quello fresco. Ci sono le mucche, ci sono le capre, ci sono gli asinelli. Adesso la Nerina un po' alla volta viene su e quando arriva ve la faccio vedere da vicino. Ecco a voi la Nerina. Una volta era molto più nera, adesso sta diventando un po' arancione. Sta passando il tempo anche per lei. Vado a prenderti 2 carote, Nerina, aspettami qua. Aspettami qua. Nerina, Nerina. Buona la carota. E lui mi ha risposto, eccola la Nerina. Guarda che ciglia lunghe che hai, Nerina. Staccalo. Là. Bravissimo. Ecco, avete conosciuto anche la Nerina. Guarda che fa la pipì quello. Fiosse, Fiossi, ciao.